Quest'anno Tele Pordenone, per la prima volta, ha voluto trasmettere in diretta da Concordia Sagittaria la Santa Messa di Natale, celebrata da Don Livio Corazza all'interno della Cattedrale di Santo Stefano. In attesa dell'inizio della celebrazione eucaristica, il direttore di Tele Pordenone, Gigi Di Meo, ha intrattenuto i suoi telespettatori, sicuramente molto numerosi vista l'importanza dell'evento, raccontando brevemente la storia di questa cattedrale. Di seguito ha dato la linea alla regia affinché venissero mostrati coloro che hanno creduto in questa originale iniziativa, ossia gli inserzionisti, definiti da Gigi Di Meo come amici, senza i quali non si sarebbe potuto fare nulla, perché Tele Pordenone, come tutte le emittenti private locali, non si sostiene attraverso il canone. Poi sono stati trasmessi i messaggi augurali pre-registrati dei più importanti amministratori pubblici del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, seguiti dai presidenti di alcune associazioni locali che hanno sponsorizzato la diretta. Tra gli esponenti politici della Regione Veneto abbiamo potuto ascoltare il governatore Luca Zaia, la presidente della provincia di Venezia Francesca Zaccariotto ed infine il sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello. Nonostante la Santa Messa avvenisse nel comune di Concordia Sagittaria, i responsabili di Tele Pordenone non hanno invitato il sindaco di questa cittadina a portare il suo messaggio augurale. Ciò ha rammaricato, ma non certo demoralizzato, il primo cittadino di Concordia, Marco Geromin, il quale ha rinnovato i suoi auguri di Buon Natale attraverso la sua pagina Facebook, raccogliendo consensi tra i suoi concittadini. È intervenuto allora Rosario Padovano, giornalista di Tele Pordenone, il quale, rivolgendosi al sindaco, ha scritto: «Non ci vuole l'invito per andare alla messa di Natale, se uno ci vuole andare, ci va a Natale, si va a messa quando si vuole. Auguri comunque di Buon Natale». Pronta la risposta di Geromin, il quale ha fatto osservare che né Zaia né Zaccariotto erano alla messa. Infine Padovano ha concluso questo botta risposta scrivendo che c'era un motivo per cui Tele Pordenone ha mandato in onda gli auguri di quelle personalità venete, poc'anzi citate, senza però chiarire la vicenda. Le parole di Padovano non devono aver convinto nemmeno il sindaco Geromin, il quale ha così sentenziato: excusatio non petita, accusatio manifesta, ossia se non hai niente di cui giustificarti, non scusarti. Affannarsi a giustificare il proprio operato senza che sia richiesto può infatti venire recepito come un atteggiamento sospetto, un indizio del fatto che si abbia qualcosa da nascondere. Dunque, se anche voi concordiesi volete sapere perché il vostro sindaco non è stato invitato da Tele Pordenone, vi invito a scrivere alla redazione giornalistica di questa emittente o ai suoi collaboratori di riferimento per il Veneto.